Continuano a salire i contagi per coronavirus in Italia ed il governo presieduto da Giuseppe Conte ha già adottato altro nuovo provvedimento. Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare antigenico da effettuarsi con tampone per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna, a cui si aggiunge anche la Colombia, per cui è previsto il divieto di ingresso e di transito. Lo annuncia il ministro della Salute Speranza sui social. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrificio di tutti. E intanto una riunione straordinaria tra governo e regione è stata convocata da Francesco Boccia, ministro per gli affari regionali, per affrontare il tema delle discoteche all'aperto, che tanta preoccupazione sta suscitando. La direzione di marcia è quella di individuare delle restrizioni per contrastare il fenomeno degli assembramenti dovuti alla Movide in questo periodo estivo, in particolare nei confronti dei locali all'aperto dove non vengono rispettate le misure sul distanziamento. Discoteche e stabilimenti balneari sono al centro dell'attenzione del governo ed insieme ai governatori della regione abbiamo parlato della necessità di prendere ulteriori provvedimenti, come ad esempio garantire almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo, conteggio degli ingressi obbligatori e mantenimento di un registro delle presenze per almeno 14 giorni. Le prime grane arriveranno con il Ferragosto, fra alcune ore, dopo che il presidente della regione avrebbe chiesto l'applicazione del tampone anche ai turisti di ritorno e ai siciliani che rientrano dalle vacanze dopo il focolaio scoppiato in Sicilia con gli 11 siciliani tornati da Malta che hanno contratto il virus. A questi si aggiunge il caso di un giovane di Porto Empedocle in vacanza a Malta assieme ad altri 5 coetanei rientrati. Si tratta del terzo contagio, oltre a quello registrato ad Agrigento e l'altro a Santa Elisabetta nel giro di 24 ore. I ragazzi sono tornati domenica e sono messi in quarantena assieme alle loro famiglie, ha spiegato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina. Il governatore Musumeci infatti ha emesso la nuova ordinanza che prevede che i siciliani che dal 14 agosto rientrano nell'isola, provenienti da Grecia, Malta e Spagna, debbono registrarsi sul sito siciliacoronavirus.it e rimanere in quarantena domiciliare per 2 settimane prima di sottoporsi a tamponi. I non residenti che provengono dagli stessi paesi dovranno registrarsi sul sito siciliasicura.com e utilizzare la web app collegata per mettersi in contatto con il servizio sanitario regionale. Resta obbligatorio l'uso della mascherina in luoghi pubblici e privati anche all'aperto, quanto non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.